Immagino una tavola apparecchiata per chi non c'è più, pane, vino e profumi per chi torna solo una notte. Tra il 1° e il 2 di novembre, in Sardegna, le donne apparecchiavano una tavola destinata alle anime dei loro cari defunti, ma esistevano delle regole che non dovevano essere infrante. La tavola doveva accogliere i cibi che i cari estinti avevano amato in vita. La finestra doveva rimanere aperta, tant'è che in alcune località il piatto non si metteva sul tavolo ma sulla finestra. Il pavimento, quella notte, non doveva essere pulito con la scopa. Insieme con le briciole si sarebbero potuti allontanare anche gli antenati presenti. E infine, per niente al mondo si dovevano lasciare coltelli o forchette a tavola. Gli antenati avrebbero potuto usare le posate per nuocere i familiari ancora in vita. L'abitudine di apparecchiare tavole per creare una comunione alimentare con i defunti è antichissima. La mia gente pratica questo rituale da sempre. Basta dare uno sguardo alle Domus de Janas, dove spesso sono scavati a terra dei focolari accompagnati da piccole compelle che in alcuni casi avevano lo scopo di contenere alimenti. Ancora nel XVIII secolo si aveva l'abitudine di andare in cimitero per consumare con i propri antenati un pasto per mantenere vivo il legame. Nel 1777 il parroco di Villa Greca, un paese del Campidano, ricordava la presenza di un rito detto superstizioso, di stendere una tovaglia sopra le sepolture donde stava interrato il cadavere e di sistemarvi pane e vino unitamente a 2 candele accese. Quando, a causa dei divieti ecclesiastici, diventa impossibile condividere il cibo con i defunti nei cimiteri, il rito si sposta nelle case, dando vita all'uso ancora oggi in salute de sa mesa quis mortusu. Il rito, lo avrei capito, serve a creare unione con gli antenati, è come dire siete ancora con noi, sedetevi, noi vi nutriamo, voi ci nutrite. Si tratta di un gesto semplice ma dalle conseguenze profonde che rafforza la comunità e la memoria, ma non solo. La tavola del morto aveva forse lo scopo di limitare geograficamente e temporalmente la venuta in casa degli antenati, amati e desiderati, ma anche temuti. Questi avevano accesso esclusivamente alla cucina o addirittura alla finestra e per una notte, trascorsa la quale, con l'andata in chiesa la mattina successiva, le anime sarebbero state accompagnate al tempio. Un uso potente che racconta la necessità di mantenere vivo il legame fra defunti e viventi, ma anche la paura che la presenza di questi provocava, del perché ad un certo punto in Sardegna si sia iniziato a temere il ritorno degli antenati, ti racconto in questo articolo di approfondimento. Se l'argomento ti interessa, lasciami un commento o un cuoricino e io continuerò a raccontare. Sono Claudia Zedda, antropologa, scrittrice e divulgatrice. Seguimi per scoprire una Sardegna che c'è, ma in pochi vedono.